Allora, questa è la domenica mia. Sto sistemando il caos. Sto svuotando questo mobile perché voglio eliminarlo. Eliminarlo no, verrà smontato e messo da parte. Questo qui del Sea Life è un ricordo, perché il Sea Life a Jesolo non c'è più. Questo è un mio vecchio quadernino della seconda elementare, del 97, però del... cioè, Franz che si lamenta con Pippo, di catechismo credo, perché era Borca di Cadore, per cui deve essere stato di catechismo. Non coloravo bene, direi di no. Ecco che pastroccio. Sto viaggiando nei ricordi e c'è una foto che devo farvi vedere per chi ama questi posti ed è questa. Questo era il pattinaggio di Borca e questo era il parco giochi di Borca, dove adesso c'è tutta l'area dell'Happy Park. Questo era il vero parco giochi, bellissimo. Altri ricordi, Luna Park d'autunno 2005. Non ci credo. Scuola materna Santa Lucia Vodo Borca del 96. Marina, sei promossa alla scuola elementare. Quanta roba si accumula. Allora, quello ingombranti. Qui c'è un misto ferro, qualcosa di ingombranti, vetro, c'è un po' un misto. Questi sono tutti RAE R4. Carta che devo metterla fuori per domani, un secco e poi ho altri R4, lo sgabello che elimino. E per il momento il caos è questo. Mi rimane questo cassetto. Cioè, regna il caos, 2 telecamere che sono inutilizzabili perché il venditore non riesco a contattarlo, non riesco a risolvere la questione, non mi ricordo più le credenziali e non riesco neanche a recuperarle. Probabilmente qualcuno mi ha rubato l'account, non lo so cosa sia successo e non si possono più non si possono più riutilizzare neanche resettandole. Quindi queste qua al momento le tengo, ma devo vedere se riesco a risolvere. E questa domenica mi è passata praticamente facendo questo lavoro e ho anche steso della biancheria e ritirata, devo solo piegarla. Quindi diciamo che oggi ho fatto parecchie cose. Ricordi la cosa che odio di più? Mimì! Il melodramma. Il melodramma. Esatto, quelli. Qualità video ottima, ho recuperato dei dolcetti. Sono i mini cestini alla frutta con la crema pasticcera. Adesso me ne vado a casa a fare la cena. Oggi giornata di spesa. Dopo lavoro mi sono fermata a casa. Questo non ci sta, vero qua? Ho pulito, ho mangiato pochissimo, giusto una roba e ho detto vado via a fare la spesa, però ho già sistemato casa, ecco, quindi già una cosa è fatta, l'ho fatto il letto eccetera eccetera. Bene, vado. Sono solo con la maglia, non ho neanche cambiato, ho detto rimango con questa qua del lavoro tanto. Bene, vado a spendere un po' di soldi. Sono le 3:11, quindi ci ho messo il tempo più o meno previsto. Volevo uscire per le 3, in realtà volevo andare via da qua per le 3, però insomma io ho fatto con calma. Non ho preso tantissima roba, ma io sono sconvolta dal prezzo dei peperoni. Io ogni volta che prendo 4 peperoni spendo sui 6-7 euro. Cioè, peperoni! Non ho preso caviale. Vabbè, comunque ogni volta sono sconvolta dal prezzo dei peperoni perché costano 5,90 € al chilo, cioè un prezzo esagerato. Ma detto questo, niente, adesso me ne vado a casa. Il totale di questa spesa di oggi è di 120. Vi faccio un video spesa a parte se riesco, se Franz non è a casa, se no vi farò vedere un po' alla veloce. 129,72 €. Ok che era da un po' che non facevo spesa, però quello sta andando in giro col bagagliaio aperto.
C'era uno col bagagliaio aperto. Va bene, è ora di andare a casa. Pepe brontola perché ha visto il riflesso dello schermo del telefono sulla parete. Dov'è? Dov'è? Eccolo, eccolo, eccolo. Dov'è, dov'è, dov'è? È là? Dov'è? Sì, sì. Sì, sì, sì. Comunque era una giornata nuvolosissima oggi e guardate che meraviglia. Sempre le nuvole dove c'è il sole, non c'è verso. Non possono essere da un'altra parte nel cielo, no. Dove c'è il sole. È sempre così. Però è bello, dai. E non si sta male. Sempre ventilato. Bene, adesso devo sistemare la spesa. Sono rossa perché no, ho caldo, ma insomma sto bene. Si è sbavato? Bah, a me tutte le robe che metto sulle labbra non è che stiano tanto, perché io non sono capace a tenere robe. Infatti è per quello che non metto mai niente. Questo è di Clio Makeup. Mi piace perché è un colore abbastanza freddo e sembra che i denti siano molto più bianchi. Fico Glaze. No, non si vede col telefono. Giusto. È che prima ho registrato con la macchina fotografica e quella mette a fuoco qualsiasi roba da vicino, lontano, e invece il telefono no. Fico Glaze. E l'avevo comprato l'anno scorso. Come avevo comprato, ma non penso di avervi mai fatto vedere queste cose. Anche questo qui, che è quello rimpolpante, quello con effetto volumizzante sulle labbra. E l'effetto lo dà veramente. Non dura tantissimo, dura poco l'effetto, chiaramente. Sono a casa. Finito tardi oggi. Perché poi ho detto, aspetta, mi fermo ancora un secondo, ancora un secondo. È volato il tempo. Infatti avevo già anche timbrato. È volato il tempo praticamente. Allora devo staccare. Allora ho le lenzuola. Stamattina sono stata super brava. Ho disfatto il letto e ho messo a lavare le lenzuola. Ho programmato la lavatrice. Stamattina perfino ho passato l'aspirapolvere in bagno. Per dire. Così ho detto, quando torno non devo fare quella zona lì, non la devo fare proprio. E niente, adesso devo rifare il letto, però, e stendere questa roba, però il pranzo ce l'ho già pronto. Devo passare l'aspirapolvere come al solito, ma altre cose non ne ho da fare. Mi dovrei rilassare un attimo, perché oggi ho lavorato, ma tanto. È stato impegnativo di testa. Poi mi chiama una collega e praticamente ha trovato un errore. Mio. Ma vabbè, poi se vi potessi spiegare com'è successo, ma insomma, vabbè. Ho fatto un errore e quindi fa, ma adesso per me non è un problema, ma non so se per te è un problema. Io ho detto sì, per me è un grosso problema. Per me infatti è un grosso problema, ma sì, basta risolvere, basta che si possa risolvere, insomma. E si può risolvere, quindi boh, basta. L'importante è quello. Qui ho ancora il caffè latte di questa mattina. Oggi è stato proprio il tipico martedì, pieno di lavoro, molto impegnativo. Perché? Perché mi sono messa anche a sistemare carte in ufficio, perché metto da parte, poi sistemo, alla fine non sistemo mai. E quindi oggi ho sistemato tutti i raccoglitori, adesso è tutto in ordine. Sicuramente mancherà qualcosa, ma c'è tutto in quell'ufficio. O è nel computer o è cartaceo o tutte e due, c'è tutto. E comunque non ce li ho solo io i documenti, quindi alla fine c'è tutto. Ecco, e basta. Questo è quanto. Che bella inquadratura. Basta chiacchiere, bisogna fare qualcosa. Ancora? E beh, certo.